In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Il siciliano, la nostra lingua. C'è una lingua della quale dovremmo vergognarci di vergognarci. Quella lingua è la nostra lingua, il siciliano, parlata poco e soprattutto a volte considerata lingua della volgarità, una lingua trattata da dialetto e poco studiata. 2 giorni fa, il 21 febbraio, giornata internazionale della lingua madre, si è tenuto a Palazzo Reale, sede dell'ARS, un convegno organizzato dall'Auclis, Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana, dal titolo Come valorizzare la lingua siciliana, 10 proposte operative. Le proposte sono state trasmesse ai 70 deputati ed è stato sottoscritto un manifesto per la promozione della lingua siciliana. Le dirigenti PD che parlano a vanvera del ponte. Parole in libertà, le dichiarazioni sul ponte di 2 importanti dirigenti del Partito Democratico, Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, e Pina Piscerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. La prima lombarda e la seconda campana parlano di un'infrastruttura fondamentale per il popolo siciliano, senza capire cosa questa rappresenti per lo sviluppo e dimenticando che il ponte è nel programma della coalizione vincente. Salvo Giuffrida, non c'è 2 senza 3. Confermata la sentenza di primo grado, esce dall'ARS per ineleggibilità il deputato Davide Vasta ed entra Salvo Giuffrida. La sua specialità è arrivare secondo o comunque primo dei non eletti e poi per motivi vari subentrare all'eletto. Questa è la 3ª volta che lo fa. La prima volta sostituì il dimissionario Fagone, la seconda il povero Lino Leanza e la 3ª Davide Vasta. Può definirsi un fortunato e notoriamente i fortunati portano fortuna. Un primato davvero invidiabile. Giuffrida rappresenta il riscatto dell'eterno secondo, di quelli che prima non ce la fanno per un pelo e poi riescono, di quelli determinati e per questo fortunati. De Luca è il flop della manifestazione romana. Aveva annunciato 3.000 persone a Cateno De Luca e decine di autobus dai comuni della Sicilia e addirittura da tutta Italia, ma è stato invece un flop gigantesco, peggio della manifestazione di Palermo di una settimana fa. Secondo un'agenzia erano un centinaio, secondo altri circa 400, secondo il comunicato di Sud Chiama Nord erano 1.000, comunque pochissimi per una manifestazione di partito, tanto pochi da far apparire imbarazzati i dirigenti e i pochi sindaci sul palco. Volo diretto Palermo-New York da giugno. A partire dal prossimo giugno tornerà il volo diretto Palermo-New York. Il primo volo è schedulato per domenica 9 giugno. I collegamenti saranno assicurati da 2 voli settimanali, il martedì e la domenica, mentre il New York-Palermo è programmato per le giornate di lunedì e sabato. A coprire la tratta intercontinentale sarà la compagnia italiana Neos, vettore aereo del gruppo Alpitour. Piano vitivinicolo regionale. Concordate le misure del piano vitivinicolo per la filiera del vino. Presto il bando per i danni da peronospora. Attivazione della misura per la vendemmia verde, investimenti per le cantine e per la promozione sui mercati extraeuropei per rilanciare il comparto vitivinicolo siciliano. Sono alcune delle misure concordate nel gruppo di lavoro della Sicilia del Vino. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.